Dal 1950 in Friuli, come in tutta l'Italia, viveva in una situazione sociale ed economica difficile. Veniva fuori dal fascismo e dalla seconda guerra mondiale, e in una condizione di vera povertà proprio, che acchiappava dentro in particolar modo che i censettieri. Ma era una voglia di costruire, di lottare insieme per un domani migliore. Si pensava proprio con speranze, la speranza che col lavoro e con le proprie mani si potesse là in davanti, là a migliorare la condizione della propria famiglia. Ma le robe non cambiavano velocemente. In Friuli già dal 47-48 erano state forti tensioni sociali, con occupazione di ville dai grandi proprietari, tenuti quasi in ostaggio, per rivendicare contrasti di mezzadrie migliori, e in particolar modo l'applicazione del lodo De Gasperi. Da zone di Cervignan, queste robe si erano succedute, da zone di Aquilè e anche da zone di San Vito al Tilimetro. Dal 1950 a livello italiano la CGIL ha proposto il Plan del Lavoro, una grande mobilitazione dai suoi iscritti per sburtare il governo a fare opere pubbliche che dessero un sburto all'economia. In Friuli succede una roba particolare, sia come numero di persone che vengono qui dal Cormora a fare il sciopero al contrario, sia come risposte dai ceti sociali differenti dai che i censettieri, commercianti, artigiani, contadini. Modelleri il quadro economico in Italia in un fur da guerra difficile? Direi estrema. Cioè, se c'era la possibilità di patire la fame, probabilmente c'erano molto vicini. La gente che stava in campagna non aveva più la possibilità di vivere stando in campagna. Per mangiare due di buon che vengono in mare, che la vesseria, allora buonoris, bevono una chiave. E con che chiave si viene vivuto. Potevi mangiare una goccia di latte col giuffo. Farina lì pulite tenere con un po' di latte di chiave, lì a mattina è torsa questo. Panogletis, ciupanche li panogletis la ciosula di canele. Sì. Si tirava fuori la pivide, aveva un tucut. Che era buono e dolce. Ecco. Sì. Quando era la uva, si la mangiava uva, roba uva. Per mangiare naturalmente si viveva di rondaggio. Il fascismo, bloccando i patti agrari mezzadrili, colonici, che avevano tentato di modificarli subito dopo la prima guerra mondiale, li aveva praticamente congelati. Aveva lasciato che esistesse ancora la mezzadria, la colonia parziaria nel mezzogiorno, quindi contratti agrari molto arcaici. Tanto difficile specialmente per il sotan. Lavorava che 2 o 3 mesi di estate, ma allora quando era il momento di estate, dall'arrivare da sorelle la mattina e stava fino a tramonto la sera, che erano degli operai che avevano un po' di strada e tante volte hanno arrivato anche a casa che venivano tornati via. Ma il vero guaio di quello che accade al nord è che già negli anni 30 tu hai il crollo del prezzo dei bozzoli. E i bozzoli da seta erano una delle basi dell'economia mezzadrile. Cioè la mezzadria senza il bacco da seta non esiste. Non vivevano così, avevano più la formente, e c'avevano un po' di tiare, a stlari arbetis, che si c'aveva la tiare che volte al tiars, 33%, ma a non arrivava sino al 10%. Il piano del lavoro cileno andava proprio nella direzione moderna, cioè lo Stato, attraverso le opere pubbliche, avrebbe dovuto creare dei posti di lavoro. È quello che avrebbe dovuto fare subito nel 46-47, capisci? Dal 48 non era più lavoro e ne hanno licenziato. E lì era intanto aveva una disoccupazione che in place in ogni paese era come un perdono. Aveva il 90% di disoccupazione, capisci? La base friulana era tutta disoccupata. Era che poi di nievi cose che lavorava e basta, non erano altri, no?
che hanno potuto là prima all'estero, scampavano via all'estero, tanta gente scampava via all'estero. E che restavano lì non venivano neanche che. E dopo è cominciato il sciopero del Cormore, allora dal 50. Dal 50. Dal 50. Ma prima avevi fatto delle riunioni? Madonna, sì, dalle assemblee, dalle riunioni, dai comizi. Allora voi con le bandiere, prima avevi fatto un po' di giri per i paesi, Per i no? paesi, per la dimostrazione. E che paesi avete fatto con le bandiere? Cominciavo in Rivignano, abbiamo fatto il giro, le tisane, Palazzolo, Cemignus. Avevi fatto viodi che... Che ecco, erano robe serie. In chiatasse in 4-5 e dopo l'era sindacalista, l'era Graziut e quella l'era politica, l'era un ex partigiano, era di Tresesi. E non si è ingrumato, si è cominciato a chiacchierare, dopo come che diceva, poi due passavano il lavoro, due che altri, due che stati, fatto la propaganda e tutte queste intonne, queste masnate di... La lotta era per fare in modo che allassero in denaro finanziati dal Stato chi lavora per dare lavoro alla base furlana. Esatto, ma anche per lo sviluppo delle basi furlane, non era solo un problema di lavoro in sé per sé, perché rientrava in quel famoso quadro di studi che a monte erano stati ormai fatti. Perché anche prima della guerra si ragionava su come da un sburt a un'agricoltura che ogni volta che andava fuori il Cormore era piena di aghe, insomma. Allora tutto un paluto, allora dove links e torbe. Allora tutto sott'arche quando venivano due gotti di prove di estate di un viaggio. La CGL allora comincia a fare commessi in cui bande per individuare in qualche modo un sburt, per dare un sburt a chi lavora dal Cormore. Cioè andavano sul greto di questo canale che era appena abbozzato e con la pala e col piccone e si mettevano a lavorare. Naturalmente gratis, perché non c'era nessuno che gli aveva detto commissionato questo lavoro. Avevamo intenzione di fare il canale, no? Perché era già fin lì. Allora il Cormore l'era segnato e dopo mi scavato con le pale, con i picconi, andiamo alle chiocce e lavorato con i carei di bella vera terra e lavora, era da morire. Vignin qui tutto scuviergi anche un'umanità profonda. L'umanità era in realtà dal paese, dal quartiere, dai sciasi, dai familiari, dai frati. Allora uno ha il pan, bisogna dare il pan, la fame, la crisi era profonde, l'agricoltura era secchiere di uno sguardi. È chiaro che in un paese, in una zona, di fronte a che situazione che se non tu hai una bussola, la miseria ti imbruttisce. Ma tu non ti hai schiattato? Ho stato splendido che aveva dignità. E voi con questa dignità ti ridi, no? All'epoca la dignità era rispetto di me stesso, rispetto di chi altri e fa il mio dovere. Palude scola nel canale sotto il cielo che è basso come un tetto. Ogni uomo ha il suo badile sul telaio della bicicletta. I volti delle donne fanno un muro sull'argine. Su un lungo palo il vento sbatte uno straccio rosso. Un pugno di sangue brucia il grigio del giorno. Sul Cormor si scava col badile a un
ritmo che pare di vene. E non conta se nessuna ora sarà l'ora di mangiare. Non contano la fame, gli occhi rossi, le piaghe sotto i piedi. Purché l'Italia sia più verde, i frutti si facciano più dolci sui rami. Ma contano solo le mani che scavano, scavano